È stato un Akragas che ha giocato ad armi pari contro il Trapani, ma che alla fine ha dovuto piegarsi per un calcio di rigore che ancora oggi grida vendetta. Un calcio di rigore molto contestato e contro una squadra biancazzurra ancora in formazione d'emergenza per alcune importanti assenze di rilievo. Stiamo parlando di Chama, Eceverria, Mannina, Morimoto, Petrucci e con il tecnico Coppa costretto a buttare nella mischia, durante la ripresa, Grillo e Pirvo, cioè praticamente un paio di giocatori che erano arrivati poco prima in settimana. Ma prima di descrivere questa azione vale la pena ricordare che un altro penalty, però in favore dell'Agregas, è stato sorvolato dall'Agregas. È stata una gara molto equilibrata, nei primi 45 minuti con i rispettivi portieri quasi del tutto inoperosi. Solo il guardaپalo di casa sorrentino è stato costretto a capitolare, ma su un tiro dagli 11 metri battuto da Cocco. Questa l'azione, manca una manciata di minuti alla fine dei primi 45, Cocco entra in area, ma viene anticipato di Rikic con la punta del piede. L'attaccante Granata accentua la caduta e l'arbitro ravvisa immediatamente gli estremi per un penalty che lo stesso Cocco trasforma. Così il Trapani passa in vantaggio, un'autentica mazzata per la squadra biancazzurra che sino a quel momento non aveva concesso nulla agli avanti ospiti. Si va a riposo con il morale sotto i piedi, ma al ritorno in campo è l'Akragas ad essere maggiormente manovriero. Adesso viene fuori tutta l'esperienza difensiva di Sabatini e compagni, che si fanno notare per grande tempismo. Biancazzurri di casa attaccano a testa bassa, ma vanno a cozzare contro l'ordinata difesa ospite, che si stringe attorno al proprio portiere, di origine albanese, Yukai. Si susseguono una serie di sostituzioni, la gara diventa più dura e all'80° un'entrata sporca di San Severino su Cocco, lanciata a rete, viene punita con il rosso diretto. Il Trapani ne approfitta per chiudere la gara e va vicino al bis colpendo la traversa di Sorrentino, prima con Gagliardi e 2 minuti dopo poi con lo stesso Cocco. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude le ostilità e così in classifica il Trapani si ritrova a punteggio pieno ma con una gara in meno disputata. Akragas invece interrompe la scia di 3 vittorie consecutive. Mercoledì prossimo la compagine dei Templi sarà impegnata a Castrovillari, mentre il Trapani riceve al provinciale il Reale Castelnuovo. Ed ora spazio alle interviste con il mister Marco Coppa, sicuramente molto arrabbiato, che contesta apertamente il calcio di rigore dato al Trapani. Io sono d'accordo fino a un certo punto perché secondo me l'Akragas meritava qualcosa di più del pareggio. Fino allo 0-0 io in panchina aspettavo soltanto che la mia squadra facesse gol, invece poi in maniera assurda e incredibile abbiamo subito il rigore. Se volete non ne parliamo, se volete invece diciamo la verità e diciamo che è stata una cosa assolutamente assurda quella che abbiamo subito oggi. Passare svantaggio in quella maniera ha compromesso l'intera gara. Magari non avete creato tantissime occasioni da gol, però sicuramente avete avuto superiorità in campo, avete l'agonismo che avete messo, sicuramente siete una squadra abituata a lottare e questo si è visto nella grinta con cui i suoi ragazzi hanno aggredito in ogni zona del campo in tutti i 95 minuti. Quando mi fa questa domanda e mi dice che noi non abbiamo creato tante occasioni da gol, io spererei che voi abbiate l'equilibrio di dire che il Trapani avrebbe dovuto creare qualcosa di più rispetto all'Akragas per la rosa che ha in mano, e invece io credo che il Trapani non abbia mai creato un pericolo alla porta dell'Akragas. L'Akragas ha avuto il predominio del campo, ha avuto tatticamente ragione su tutte le zone di campo, su tutti i reparti, per cui credo che oggi se ci fosse una squadra che meritasse davvero, credo che fosse semplicemente l'Akragas. Ripeto, se poi non viene dato un rigore all'Akragas sullo 0-0 netto e viene dato un rigore assolutamente inesistente al Trapani, allora poi lì andiamo inevitabilmente a parlare di un'altra partita. Lo continuo a ripetere, se volete non parlo degli arbitri e continuiamo a fare gli ipocriti, oppure io parlo vi racconto la verità e racconto la partita come è realmente andata. Io ho visto oggi una grande squadra che è stata l'Akragas, ha avuto negato sullo 0-0 un calcio di rigore, io aspettavo soltanto che segnasse la mia squadra e invece ne ha subito uno inesistente.
Dopodiché se voi dovete, o qualcun altro purtroppo, se deve portare a casa le dichiarazioni che gli fanno comodi e dire completamente il contrario perché si è vista un'altra partita, allora d'accordo. Per quello che abbiamo visto noi dalla tribuna, diciamo che la possiamo chiosare in questa maniera, dal mio punto di vista. Il risultato penalizza eccessivamente l'Agragas e premia oltre i meriti il Trapani. Questa è la mia riflessione, lei che ne pensa? Sì, l'ho appena detto, io credo che il Trapani dovesse venire qui ad Agrigento a fare la partita come è giusto che fosse, come mi aspettavo che fosse, e con questo non vuol dire che il Trapani non sarà la squadra che ancora come prima di questa partita è la squadra che deve ambire più di tutte le altre a vincere questo campionato, perché è quella che ha speso più di tutti, è quella che ha i giocatori cosa più forti in assoluto, però oggi al termine dei 95 minuti è giusto dire che invece c'è stata una squadra superiore all'altra, e questa secondo me è stata l'Agras. Lo dico però non in maniera polemica, io penso di dirlo e spero di dirlo nella maniera più serena, lucida ed equilibrata possibile. Se qualcuno vuole smentirmi, dico lo faccia pure, però lo faccia con dei dati in mano.